Eletto vescovo da Papa Leone XIV, la consacrazione episcopale di Don Renzo Pegoraro, presbitero padovano, con il Lido di Venezia sempre nel cuore, sarà il prossimo 21 giugno. Presidente dell'Accademia Pontificia per la Vita, è tornato al Lido di Venezia per presiedere, insieme a tutta la comunità, la festa patronale per i 400 anni della parrocchia di Santa Maria ad Elisabetta, una festa nel segno e nel ricordo più che mai del compianto e amato parroco Don Paolo Ferrazzo, scomparso pochi giorni fa. Ringrazio il Santo Padre per la nomina, che è un segno di fiducia e ovviamente di altre responsabilità, ma continuando il servizio alla Pontificia Accademia per la Vita. Quindi è un'occasione per rafforzare l'impegno in Accademia e tutte le attività che l'Accademia fa per tutelare, proteggere, promuovere la vita umana dal suo inizio fino alla sua fine. Per tutti arriva familiarmente Don Renzo, la sua ordinazione episcopale sarà presieduta dal segretario di Stato cardinale Pietro Parolin, con concelebranti il vescovo di Padova Claudio Cipolla e il vescovo Vincenzo Paglia. L'opera della Provvidenza Sant'Antonio a Sarmeola di Rubano, che è una grande casa di accoglienza per persone disabili nelle diverse situazioni, è una casa della vita, della speranza, della carità, ma anche di questo servizio che tanti fanno per sostenere e aiutare le persone più in difficoltà, come quelle più fragili e vulnerabili. Il Lido e Venezia diventati per lui una seconda casa. Per me è un momento di vacanza e soprattutto di ricarica nel corpo e nello spirito, e poterla vivere questa esperienza in questa comunità è motivo di grande gioia e di grande riconoscenza a tutti.